Buonasera a tutti gli amici in studio, un saluto anche a te Giorgio. Noi qui come sempre abbiamo il nostro ospite di consuetudine, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio Femochiaro. Bene, bene, bene. Un saluto a tutti gli amici e gli elettori di Molto buio Femochiaro. Sì, magari saluti anche chi non la vota, mi pare. Manca, no? Se no, un'altra volta impara a votarmi. Ecco, bene, bene, bene. Cominciamo bene, Assessore, ma noi siamo prossimi alle festività di Natale e pertanto volevo chiederle che cosa farete per sostenere il Natale nel vostro comune? Bravissima. Vede, noi, Bravissimo. senz'altro, noi crediamo molto sul valore del Natale. Ecco che la nostra amministrazione ha investito proprio manciate di dozzine di euro sulle iniziative natalizie. Manciate di dozzine di euro, Sì, quante sì. sarebbero così? 240 euro che mi investivo. Sì. Ah, ma non le sembrano un po' troppi? No, non è mai troppo. Si ricordi che il troppo stroppa. Ma cosa? Allora, Ma 240 euro? vogliamo stroppare il Natale? Ma cosa c'entra? No, noi vogliamo sostenere il valore del Natale. Ecco che Ma con 240 euro? Sì, Cioè lo investiamo sulla cultura proprio così. Bravissima, lo so che può Vabbè, sembrare bravissimo. esagerato in questo tempo di crisi, ma noi Sì. abbiamo fatto 3 azioni, 3 iniziative proprio per rallegrare, no, con l'atmosfera natalizia le persone. Il primo progetto si chiama Fermate Sonore. Ah, e in cosa consiste? Sono stati messi in tutte le fermate delle corriere, no, del nostro paese e si troverà della buona musica natalizia che ti intrattiene finché aspetti la corriera. Beh, questa è una bella iniziativa, ma quindi ci saranno dei musicisti che suonano alle fermate. Con 240 euro, musicisti. E cosa avete fatto? Io stereo. Come Te metti stereo con CD, recuperai CD vecchi della biblioteca di TV su Rigi, canzoni che ho messi a. Ma che tristezza. Dopo cosa ferma, vai stradini, fa play e riparte a canzonetta. A parte che vabbè, di una tristezza infinita, comunque grazie. con 240 euro penso, cioè, per metterli in tutte quante le fermate dell'autobus. Tutte quante, una che siamo un paesetto noi altri, che è una fermata della corriera. Allora chiamatelo fermata sonora, fermate sonore. Vabbè. Fermate sonore. Quali altri L'altra progetti avete? iniziativa si chiama Natale sui pattini. No? Bello, Pensando bello. anche a tutti i bambini del nostro Bello, territorio. bello. Quindi avete fatto la pista di pattinaggio su ghiaccio, immagino, come fanno altri comuni. Sì, con 240 euro. No, ma per Tutto che fermo, No, c'è pista di cemento qui che dopo era anche a testa, però che costa mantenere il giasso come fermo. Scusi, ma... E così le famiglie sparagnano anche sul costo del noleggio dei pattini qui con la spesa de ferro per stare in piedi. Pattini su ghiaccio si Bravissimo, possono venire con i pattini a rotelle che adoperano anche d'estate, no? Perché le famiglie devono sparagnare. Certo. Ma il nostro evento di punta natalizio si chiama Babbo Natale resiste? No, scusi, Assessore. Babbo Natale esiste, semmai. No, resiste. No, esiste, semmai. Allora, la nostra iniziativa consiste su questo. Abbiamo Renzo, un uomo da Proloco, che noi vestiamo da Babbo Natale e lo mettiamo tutto il dì di vigilia in piazza, dai 9 della mattina fino a mezzanotte quando la gente va a messa, no? Cioè, lei... Adesso capisco... E tutti si domandano, ma Babbo Natale resiste? Cioè, Ma per piacere, Assessore Torriso. Ha 75 anni ormai Renzo sto anno, Allora tutti si domandano, noi siamo uno più giovane, Babbo Natale resiste quest'anno? Cosa consiste il compito di Renzo? Renzo sta lì vestito da Babbo Natale, dà una caramella a tutti i putelli che passano, il familiare del... Scusate. Dà una caramella. Il familiare del putello cosa dà? Un'offerta del bambino. Dà un'offerta a Renzo vestito da Babbo Natale e così con il ricavato riusciamo a coprire le spese che il nostro comune sostiene per tutte le iniziative natalizie. 240 euro. Vuole che li caviamo dalle tasche dei cittadini? No, questo no, però insomma, vabbè, comunque. Questo è il nostro Natale che complimenti. Non perdere. Non perdete il Natale dall'assessore Ciano Contin, ma soprattutto da parte mia un grandissimo augurio di buon Natale a tutti voi e naturalmente un augurio anche dal nostro assessore Ciano Contin. Buon Natale, vi aspettiamo tutti nel nostro comune per le nostre innumerevoli iniziative. Che manca, c'è Rastea che manca. Ah, questa vede una bella iniziativa perché non l'ha detto prima. Sì, perché c'è sempre più fatica a capire gente che canta e che suona, ormai non va più nessuno quasi. E quindi come la fate, scusa? A Renzo, vai. E vado se stereo e fermate, sono qua, mi sono a cantare. No, ma che tristezza è, scusi.
Ma chiudiamo con un messaggio di tristezza così a Natale. Vabbè. Volevo chiamare Renzo, ma non puoi. Buon Natale!